del 25enne Alex Marangon dopo un raduno New Age. Domani l'autopsia, fondamentali gli esami tossicologici e prelievi dei tessuti per accertare se avesse assunto sostanze psicotrope. Il femminicidio di Vigonza, trovate benzodiazepine in casa di Giada Zanola e Andrea Favero e anche nell'auto dell'uomo. La giovane sarebbe stata drogata e gettata viva dal cavalcavia. Sequestri tra Venezia, Padova e Udine di oltre 140 kg di tabacco da masticare di contrabbando, è l'esito dei controlli della Guardia di Finanza che hanno anche portato alla denuncia di 2 persone. Foto e video del caporalato in riva al Piave. Nella denuncia della CGIL Veneto, vittime 57 immigrati indiani, con uno di loro obbligato a rimanere sui campi nonostante fosse stato morso da un serpente. Prima giornata di sciopero dei lavoratori portuali anche a Venezia, hanno incrociato le braccia per chiedere ancora una volta il rinnovo del contratto. Al via lavori per la realizzazione del terminal container Monte Sindia alla Porto Marghera, una giornata storica con la cerimonia ufficiale alla presenza del vice ministro delle infrastrutture Rixi. Si è conclusa la campagna di scavo archeologico sulla villa romana del Sale nel sito di Liopiccolo a Cavallino, un progetto di ricerca e di archeologia pubblica per valorizzare il territorio. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Dunque questi titoli: in primo piano Alex Marangon, domani nel primo pomeriggio l'autopsia sul corpo del 25enne di Marconi, importanti gli esami tossicologici e prelievi dei tessuti per accertare se il giovane avesse assunto o meno sostanze psicotrope. Rituali sciamanici, assunzioni di tisane a base di piante come l'ayahuasca con effetti psicotropi illegali in Italia, ma anche altri riti come il cambò, l'immissione nel corpo di una sostanza allucinogena prelevata da una rana amazzonica. 1 a 2 giorni nell'abbazia di Vidor, che avrebbe previsto la presenza di un santone direttamente dal Sud America, e poi il via alla cerimonia per purificare corpo e mente ascoltando la musica New Age con una frequenza di 432 Hz. Ma qualcosa è andato storto. Alex intorno alle 3 del mattino ha gridato, poi è uscito dalla stanza correndo, forse sotto l'effetto di queste sostanze. Dove sia andato, cosa sia successo sarà difficile da ricostruire, ma i genitori non si danno pace. Qualcuno lo ha accompagnato fuori, qualcuno può aver visto. Quindi noi confidiamo che qualcuno che era qua sappia qualcosa, che dica qualcosa, che anche in incognito, senza fare nome, in modo che capiamo cosa è successo, capiamo dove può essere andato, insomma. Lo aveva chiesto con le lacrime la mamma, che lo ha ripetuto l'altra sera alla trasmissione Chi l'ha visto. Sarà l'autopsia che dovrà chiarire le cause della morte, se il 25enne sia negato o sia finito nel Piave già privo di vita. In procura ha aperto il fascicolo per morte come conseguenza di altro reato. È morto come conseguenza di altro reato, ma questo è un'ipotesi che viene fatta per poter fare un'autopsia, per poter aprire un fascicolo, anche in assenza di evidenze specifiche. Poi all'esito dell'autopsia si dirà se effettivamente la morte è stata la conseguenza di un altro reato, in particolare di assunzione di sostanze illecite. Se dovessero risultare queste sostanze nel registro degli indagati, potrebbero finire gli organizzatori dell'evento e forse anche i proprietari dell'abbazia. Sul greto del Piave era stata trovata una tunica sulla quale la mamma di Alex avrebbe trovato 2 capelli lunghi, ma sembra dagli accertamenti che non fosse appartenuta al figlio. Tante sono le domande a cui mancano delle risposte. Certo è che il 25enne non aveva ferite da difesa, ma alcune lesioni sul corpo. Ci sono dei segni di lesioni sul cadavere, ma il cadavere è stato trascinato nelle acque del Piave per vari chilometri, quindi questi sono compatibili con il trascinamento del corpo nel Piave. Ecco, poi l'autopsia ci dirà se qualcuna di queste lesioni è stata prodotta quando la vittima era ancora viva. E anche quel morso, forse di un animale selvatico. Alex è morto durante quella cerimonia, ma altri avrebbero potuto rischiare, vista la zona impervia e vicina al Piave. Il femminicidio di Giada Zanola, la 33enne bresciana uccisa a Vigonza a fine maggio dal compagno Andrea Favero, che è in carcere. Trovate benzodiazepine in casa. La donna dunque sarebbe stata drogata e poi gettata ancora viva dal cavalcavia. Si profila l'ipotesi della premeditazione.
Giada Zanola sarebbe stata drogata con benzodiazepine comprate in farmacia con una ricetta regolare dal compagno Andrea Favero, che poi l'ha gettata dal cavalcavia stordita ma ancora viva. Boccette contenenti questo tipo di psicofarmaci sono state ritrovate dai poliziotti della squadra mobile di Padova in casa della coppia in via Prati a Vigonza e nell'auto C-Max che la notte del 28 maggio in cui è stata uccisa Giada era stata ripresa mentre percorreva la strada verso il cavalcavia sopra l'autostrada da dove la giovane mamma è stata lanciata. Tracce di benzodiazepine sarebbero state trovate anche nel sangue di Giada durante le analisi tossicologiche. La ricetta per l'acquisto del potente ansiolitico era intestata proprio da Andrea Favero, che si trova in carcere con l'accusa di omicidio. Per questo potrebbero essere effettuati esami anche del suo sangue per vedere se anche lui ha assunto questo farmaco. L'acquisto di questi psicofarmaci potrebbero aggravare la sua posizione perché potrebbe scattare anche l'accusa della premeditazione del delitto. Giada Zanola è stata stordita e poi gettata dal cavalcavia lo scorso 28 maggio. Nessun medico le aveva prescritto benzodiazepine. Pochi giorni prima di essere uccisa aveva inoltre confidato ad un'amica di sentirsi stanca e debole e di temere di essere avvelenata dal compagno e padre di suo figlio che voleva lasciare. Sequestrati tra Venezia, Padova e Udine oltre 140 kg di tabacco da masticare di contrabbando. È l'esito dei controlli della Guardia di Finanza che hanno anche portato alla denuncia di 2 persone. Durante un'operazione eseguita nei giorni scorsi dai Baschi Verdi della compagnia Pronto Impiego di Venezia, sono stati sequestrati tra il capoluogo lagunare, Padova e Udine oltre 140 kg di tabacco da masticare di contrabbando. 2 le persone denunciate, entrambe di origine pakistana. Tutto è partito da una serie di controlli su Mestre e nel Padovano, dove sono stati individuati 3 esercizi commerciali specializzati nella vendita di generi alimentari, gestiti dallo stesso titolare. Qui sono stati sequestrati circa 34 kg di tabacchi lavorati esteri, in particolare da masticare, e successivamente, ricostruendo la filiera di approvvigionamento, i finanzieri hanno individuato un altro negozio, questa volta specializzato nella vendita di articoli di telefonia e informatica, situato a Udine, al cui interno venivano commercializzati sempre tabacchi lavorati esteri di contrabbando. La merce veniva poi distribuita in un'ampia area del nord-est, tra cui Venezia e la provincia di Padova. Qui i sequestri di tabacchi sono stati pari a 114 kg. Anche in questo caso il titolare è stato denunciato con conseguente segnalazione all'ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la quantificazione dei tributi evasi e la valutazione in merito alla possibile applicazione della sanzione accessoria della temporanea chiusura degli esercizi. Baby gang scattano i provvedimenti da parte del questore di Venezia nei confronti di giovanissimi ritenuti responsabili di episodi di violenza e di reati di natura predatoria lungo il litorale di Jesolo gli scorsi fine settimana. Tra i destinatari dei provvedimenti anche 2 vicentini. Adottate dal questore di Venezia 10 diverse misure, 3 fogli di via obbligatori e 7 DASPO Willy a carico di minori per aver provocato un forte allarme sociale, determinando in alcuni casi un vero e proprio problema di pubblica incolumità, in riferimento ad episodi consumati lungo il litorale jesolano. Un primo foglio di via è stato adottato nei confronti di una persona che girovagava per il centro di Jesolo con un coltello da cucina che ha allarmato i passanti, che hanno subito allertato i poliziotti. Gli altri 2 fogli di via sono stati adottati nei confronti di 2 giovanissimi che negli scorsi giorni avrebbero partecipato a piccoli furti ai danni di coetanei sul litorale, anche avvalendosi del concorso di altri minori. Oltre a questi provvedimenti sono stati adottati anche 7 DASPO Willy a carico di minori presunti responsabili di altri reati di natura predatoria. La notizia era già trapelata da qualche giorno, ma oggi la CGIL del Veneto ha raccontato nei particolari, con foto e video, la storia di caporalato e lavoro illegale con protagonisti 57 immigrati indiani, con uno di loro obbligato a rimanere sui campi nonostante fosse stato morso da un serpente. Stiamo cercando di curarlo. Per fortuna non era una vipera velenosa, perché se fosse stata una vipera velenosa ci sarebbe rimasto secco. Morso da un serpente ma lasciato così, senza nessuna cura, anzi minacciato se avesse lasciato il campo dove lavorava.
È forse l'aspetto più crudele di una vicenda di sfruttamento e caporalato avvenuta fino all'aprile scorso in diverse aziende agricole trevigiane. Protagonisti 57 indiani arrivati in Italia con il decreto flussi, chiamati da aziende fittizie tra Caserta e Napoli, con legami in India, dove ai malcapitati era stato promesso un futuro di lavoro regolare dietro pagamento anche di 10.000 euro. Una volta atterrati però hanno trovato solo un futuro di clandestinità che li ha portati dritti nel giro del lavoro illegale e del caporalato, pubblicizzato attraverso i social come nel caso di questo pakistano. Annunciava la possibilità di lavoro, annunciava la possibilità di avere un permesso di soggiorno in maniera veloce, quindi di regolarizzarsi, di avere una casa e quindi di cominciare a far guadagnare questi poveri disgraziati. 57 quelli finiti dentro questa casa di Negrisia di Ponte di Piave, dove venivano prelevati alle 5 del mattino per essere scaricati sui campi di radicchio tra le vigne di Prosecco e dove lavoravano per 5 euro a cassone riempito fino alle 10 di sera, quando i gregari del caporale venivano a prenderli per scaricarli nuovamente davanti alla casa di Negrisia, ma anche su quest'altro casolare in mezzo alla campagna di Oderzo. Poco o niente da mangiare, niente acqua calda, niente luce, una vita quasi da bestie, scoperta quasi per caso dalla CGIL, quando alcuni di loro sono finiti a Latina ed hanno incontrato la stessa sindacalista di Satma Singh, il bracciante morto per l'amputazione di un braccio mentre lavorava in nero. Una volta avuto il contatto con loro, naturalmente parlando lei Punjabi, ci ha segnalato il caso. Sparito il caporale e i gregari, con un bottino stimato intorno ai 350.000 euro di fatture pagate dalle aziende agricole trevigiane. Dei 57 molti si sono dispersi nel territorio. Ma nelle ultime settimane siamo stati contattati da Pordenone, Firenze, da Vicenza e da altre zone d'Italia perché questi lavoratori vogliono avere un contatto con noi per poter denunciare anche a loro. Testimonianze che serviranno alla magistratura per individuare e denunciare le aziende che hanno utilizzato illegalmente questi indiani a seguito dell'esposto presentato dalla CGIL. Sindacato che chiede giustizia per questi lavoratori truffati e sfruttati in un territorio che paradossalmente ha bisogno di loro, ma regolarizzati. La Bossi-Fini non consente il rilascio di permessi di soggiorno se non stai lavorando, ma a volte si crea il cortocircuito che vediamo e servirebbe un permesso di soggiorno per ricerca di lavoro. Prima giornata di sciopero dei lavoratori portuali anche a Venezia hanno incrociato le braccia per chiedere ancora una volta il rinnovo del contratto. Siamo qua per lo sciopero del rinnovo del contratto del CCNL, fondamentale per tutto il nostro comparto portuale. Ad oggi non abbiamo nessun risultato per quanto possa essere soddisfacente per noi, una piccola ripresa che il nazionale cerca di darci manforte e solidarietà. Non essendo apparsi spiragli nella trattativa sul rinnovo del contratto nazionale scaduto a dicembre 2023, i sindacati hanno aderito allo sciopero nazionale di 48 ore dei lavoratori portuali. Il secondo fermo del settore dopo quello di 4 giorni, dal 2 al 5 aprile scorso. Siamo molto preoccupati di questa situazione e oggi le 2 giornate di sciopero, il 4 e il 5, per noi sono importanti perché i risultati finora ottenuti nel tavolo della trattativa non ci soddisfano proprio per niente. Siamo comunque anche fortemente preoccupati sulla tenuta di questo contratto. Non a caso i nostri nazionali su questa materia ci hanno messo molta attenzione. L'astensione dal lavoro riguarda sia le funzioni operative che quelle amministrative delle aziende che applicano il contratto nazionale dei porti. Presentazione questa mattina nel Palazzo della Municipalità di Mestre dei bilanci delle partecipate del Comune di Venezia, a soddisfazione del sindaco Brugnaro. Giudicate voi, la VM passa dal patrimonio netto del 2015, quando sono diventato sindaco, da 88 milioni a 94 milioni. La CTV passa da 37 milioni di patrimonio netto a 58 milioni. Il Casinò era 346.000 euro quando sono arrivato io, cioè praticamente sulla buca del disastro. Oggi vale 24 milioni di patrimonio netto. Commenta con orgoglio il sindaco Brugnaro i risultati delle partecipate del Comune di Venezia, presentati oggi alla stampa nel Palazzo della Municipalità di Mestre. Dati incontrovertibili rispetto al passato, con il sindaco che non ha risparmiato punzecchiature varie ai suoi predecessori, come per il tram elettrico. La CTV. Abbiamo ereditato una città, si ricordate che ha fatto il tram distruggendo mezza città, facendo fallire eccetera, senza rendersi conto che sotto c'erano i sottoservizi, doveva costare 100 milioni, è costato 240,
e non funzionava malissimo, si sospendeva continuamente. Abbiamo agito nell'interesse pubblico di sistemare quello che andava sistemato anche all'interno dell'azienda e oggi il tram funziona, anche se avete visto che è un progetto che insomma, se dovessimo tornare indietro probabilmente andava rielaborato 2 miliardi di volte. Risanamenti per gli stabilimenti balneari del Lido, per Insula che gestisce l'edilizia residenziale e per Veritas, tutte con una logica imprenditoriale legata però al pubblico, guardando il bilancio come per il Casinò. Un Casinò che ha cominciato a fare dei corsi di formazione per i croupier, che prossimamente farà un bando per l'assunzione di personale. 500 persone avevano salvato posti di lavoro che potevano infrangersi come l'onda nello scoglio, no? Se la società fosse fallita o fosse stata venduta a qualche privato. E invece l'anno scorso questa società, oltre ai dati che avete appena letto, ha dato 17 milioni di euro al comune. O ancora sulla Fenice. È il teatro che ha performato meglio in questi anni, in Italia, forse nel mondo. È uno degli enti lirici che è più ben messo a livello nazionale anche con i bilanci, che è la mia materia, e quindi non solo una produzione artistica eccellente, riconosciuta da tutto il mondo, con abbonati che vengono da tutto il mondo, ma anche una gestione, diciamo, dal punto di vista economico e finanziario perfetta. Dati e visione sulla gestione del comune che spinge il sindaco ad una riflessione su cittadini e comitati. È un piacere questa cosa qua, mi piacerebbe che tutti sentissero questa rinascita della città, lo capiscono gli altri, lo capiscono i turisti, lo capiscono gli italiani, lo capiscono i ministri, lo capiscono... Sarebbe bello che al di là della strumentalizzazione, no, ci sono le elezioni, ma saranno fra 1 anno e mezzo, è presto per costruire comitati ogni 5 minuti, comitati contro tutti. Montesindial, questa mattina la cerimonia ufficiale di avvio dei cantieri alla presenza del Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi. Al via i lavori per la realizzazione del terminal container Montesindial a Porto Marghera. Una giornata storica con la cerimonia ufficiale alla presenza del Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Rixi. Un momento importante perché finalmente si affronta un problema che era fermo da tanto tempo. Credo che poter finalmente riqualificare questa banchina e riportare a utilizzo industriale, economico per contribuire non solo all'aumento dell'occupazione nell'area ma anche della capacità del porto di Venezia sia importante perché è un segnale concreto che le cose si stanno muovendo, quindi è chiaro che ora bisogna cercare di recuperare il tempo perduto e di risolvere anche tutti i vari problemi. L'inizio di un meccanismo che innesca una grande trasformazione del porto, l'ha definito il presidente Di Blasio. Ufficializziamo l'avvio di uno dei cantieri, il cantiere più grande che sia mai stato bandito all'interno dell'autorità portuale. Il valore di questa prima parte, che noi chiamiamo primo stralcio, è 189 milioni di euro, di cui 106 milioni di euro li abbiamo affidati a questa cordata che è guidata da Fincantieri. L'altra parte sarà utilizzata, no, in parte per finanziare la modalità di gestione dei sedimenti che vengono generati sia dalla parte a terra che dalla parte a mare. E quindi io lo chiamo un po' un movimento che innesca un po' la rivoluzione del porto di Venezia. Il nuovo terminal container sarà realizzato in un'area industriale dismessa con una superficie totale di 90 ettari e un fronte di banchina continua a circa 1600 metri. È un'opera in mano di bonifica, tanto vero che Montesindial è comunque all'interno dell'accordo di programma più ampio, no, di riqualificazione e messa in sicurezza, quindi è proprio un segnale forte, no, di riconversione, di andare oltre, di cambio pelle, ma soprattutto di un porto sostenibile. Si è conclusa la campagna di scavo archeologico sulla Villa Romana del Sale nel sito di Leopiccolo a Cavallino, un progetto di ricerca e archeologia pubblica per valorizzare il territorio. Abitare e produrre nella Villa Romana del Sale a Leopiccolo. Si è conclusa con successo la campagna di scavo archeologico nella frazione di Cavallino, progetto vincente di valorizzazione del territorio e ricerca scientifica nella laguna. Uno scavo archeologico condiviso con la comunità e quindi l'identità di Cavallino Treporti, che risiede anche in questi aspetti, in questa nostra storia che risale a 2 millenni fa, si ripercuote oggi e diventa un valore aggiunto, un importante valore aggiunto sia dal punto di vista comunitario, quindi della comunità di Cavallino Treporti, ma anche dal punto di vista turistico. Il cantiere archeologico è stato trasformato in un palcoscenico dove comunità, turisti e archeologi si sono confrontati intorno ai temi quali la ricostruzione del paesaggio antico, la
la sostenibilità dell'uso turistico di questi fragili spazi. Archeologia e cultura devono essere le leve turistiche che vanno a completare l'offerta di un territorio. La moderazione dei numeri e la esclusività unite alla gastronomia, unite allo sport, alla palestra all'aria aperta fanno una destinazione. La nostra è una destinazione particolare che deve puntare sulla qualità, perché i flussi non devono gestire le località, ma dobbiamo gestire i flussi. Lo scavo ha permesso di vedere come l'intera villa fosse stata progettata rispondendo a un unico grande progetto di sfruttamento delle risorse lagunari, a partire dal I secolo d.C., e si è scoperto un elemento unico nel panorama veneto. L'aver individuato queste stanze quadrate, cubicola, il termine esatto, che sono le stanze dei lavoratori. Sono stanze di riposo, quindi camere da letto, ma anche le camere dove venivano messi di servizio, quindi i propri utensili. Chi sono questi servitori, questi lavoratori? Sono gli schiavi che permettevano la produzione del sale che metteva il motore a questa villa. Da Venezia è tutto, vi lascio alla sigla e le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, buona serata.